Incastonato fra le colline vulcaniche dei Colli Euganei, il borgo di Arqua Petrarca è una vera gemma. Fu nel 1369 che il grande poeta toscano lo scelse come proprio ritiro. Forse l'autore del Canzoniere trovava fra queste colline un'immagine della regione natia. Ciò che è più straordinario è che parte di quell'atmosfera, del mondo che tanto affascinò Petrarca, ancora esiste e si può osservare alla sua storica abitazione, donatagli dall'amico Francesco il Vecchio, signore della Padova Carrarese. La casa del poeta è sopravvissuta senza drastiche modifiche, anche se poco resta del mobilio del tempo. Nel suo studio ancora si conservano l'armadio e la sedia, finemente intarsiata, oggetti di quasi 700 anni fa. Tutto intorno gli affreschi realizzati nel Cinquecento che raccontano le scene di famose opere del Petrarca, l'Africa e il Canzoniere. Oggi la casa è di proprietà del comune di Padova e la visita si sviluppa su 2 livelli. Al piano terra foto e video raccontano la vita del poeta. Anche la leggenda trova spazio con la gatta imbalsamata che in realtà non ha nessuna attinenza con il Petrarca. Fin dal tardo Medioevo la casa del poeta è diventata meta di pellegrinaggio per artisti e intellettuali, legandosi in modo indissolubile al borgo. E dopo tanti secoli Arqua racconta ancora di questo speciale rapporto con il poeta, che scelse questo piccolo paese dei Colli Euganei come suo ultimo ritiro. Arqua oggi è una località turistica di rilievo, ma forse ancora poco riconosciuta per il suo valore effettivo. Una solida promozione ne potrebbe portare il nome alla fama che merita.